Caorle oggi è lieta di rappresentare tutta la comunità per dimostrare che la sinergia tra le varie istituzioni e le varie associazioni di Caorle possono creare ulteriori offerte turistiche che vadano oltre alla stagione balneare e ai canonici mesi estivi. Questo a tutto beneficio della comunità e degli esercizi sia commerciali e anche per gli alberghi di Caorle. Mare dei Sapori è la quinta edizione di questa manifestazione che si svolge a Caorle a ottobre. Un Mare dei Sapori è un'iniziativa promossa da Pronoco di Caorle su un progetto presentato alla Regione Veneto in cui si intende promuovere i prodotti tipici del nostro territorio, soprattutto il pesce. Sono 2 settimane dedicate alla enogastronomia e non solo l'enogastronomia caorlotta, dove la ristorazione tipica di Caorle la fa da padrone presentando diverse pietanze a base di pesce, ma dobbiamo dire che in queste 2 settimane si vogliono anche promuovere i prodotti del Veneto. Ricordiamo i gamberi di fiume, ma non solo questi, i formaggi di Asiago, il Montasio ed altre produzioni decisamente interessanti per una proposta enogastronomica che deve vedere il Veneto, prendendo iniziativa appunto da questa manifestazione, il Veneto e Caorle palcoscenico per le produzioni tipiche e soprattutto per far sì che il turismo non sia solamente turismo balneare, ma sia un turismo per tutto l'anno, un turismo che possa vedere un centro storico come quello di Caorle scenario per le produzioni e per la proposta turistica ed enogastronomica del Veneto tutto.